Territorio sotto pressione per le criticità idrauliche. Trissino corre ai ripari per mettere in salvo la zona dei Masieri attraverso uno scolmatore in fase di progettazione. Opera da 350.000 euro cofinanziata con la regione. L'opera dello scolmatore di Masieri è un'opera molto attesa dai cittadini che serve perché quando piove tanto ovviamente la Valle dei Gobbi che scarica nel torrente Arpega ovviamente non riesce a farlo e quindi c'è una fuoriuscita d'acqua che va prima nei campi ma poi rischia anche di andare nelle abitazioni. Quindi con questo scolmatore andremo a risolvere questo problema che ormai è presente da qualche anno e quindi a mettere in sicurezza un'intera zona che è quella dei Masieri. Stiamo concludendo i progetti e a cavallo dell'estate ovviamente partiranno. Il tutto deve assolutamente concludersi perché poi c'è la rendicontazione entro la fine di quest'anno. A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo bacino di laminazione di Trissino e Arzignano, opera da oltre 40 milioni di euro, realizzata per proteggere dalle piene fluviali il Basso Vicentino, la Bassa Padovana e parte del Veronese e del Veneziano, l'assessore regionale Bottacin torna in sopralluogo per lo scolmatore di Masieri, opera che è considerata un'opera minore ma non meno importante, visto che risponde all'esigenza di tutelare e mettere in sicurezza il territorio anche alla luce dell'evoluzione dei cambiamenti climatici e delle sempre più frequenti bombe d'acqua. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo attivato 2527 cantieri di opere cosiddette minori che hanno lo scopo di migliorare la sicurezza dei cittadini e l'anno scorso abbiamo fatto anche un bando che riproporremo anche in futuro, un bando destinato ai comuni perché i comuni hanno delle situazioni puntuali che ci hanno segnalato e quindi per andare incontro alle esigenze dei comuni abbiamo messo a disposizione quasi 10 milioni di euro. In questo bando il Comune di Trissino si è aggiudicato un intervento importante che riguarda la zona che sta alle mie spalle e che consente di evitare allagamenti che ci sono quando ci sono precipitazioni rilevanti che sono sempre più frequenti.